le serve. Bene, eccoci qua all'ultimo pezzo della nostra trasmissione dedicata questa sera all'acqua. Lo dicevo prima della pubblicità, abbiamo incontrato Elio Armano, è un ex amministratore locale, ma fa l'artista attualmente, ha realizzato un'opera particolare proprio per questa giornata, per un'iniziativa che si svolge nel Trevigiano in questo fine settimana. Allora sentiamo cosa ci ha risposto a proposito dell'acqua e della plastica. Feci un'ordinanza come sindaco ancora nell'86 contro la plastica monouso, usa e getta. Da allora sono passati quasi 30 anni e il mondo purtroppo si è riempito di plastica inutile, addirittura i mari. Questa è una metafora su quei ragionamenti, un'opera semplice che capiscono per primi e meglio i ragazzini, i bambini, che sono quelli che proprio il 15 marzo hanno riempito il mondo con le loro manifestazioni per richiamare l'attenzione sul dissesto climatico. L'acqua è l'elemento centrale che rende la nostra vita vivibile e l'acqua è un bene prezioso. In alcuni posti non c'è più, viste anche le emigrazioni che ci sono nel mondo a causa della siccità, in altri dove ce n'è, ma comincia a scarseggiare anche da noi, ci sono grandi fenomeni di inquinamento. Altri fenomeni ancora sono le catastrofi, gli uragani che distruggono l'ambiente, che allagano intere zone portando morte e disastri economici. Credo che si debba dire questo, non basta una giornata all'anno per questa che è davvero una clamorosa emergenza vitale. Bisogna che tutti i giorni nei nostri comportamenti si pensi a questo bene prezioso che non è irripetibile, che non è inesauribile. Quindi ci vogliono comportamenti diversi come singoli cittadini ma anche come autorità istituzionali. Il mondo deve farsi carico di questa emergenza. Ecco, queste le parole di Elio Armano, che ha realizzato questo pesce con la pancia piena di plastica e, come avete sentito, già nell'86 aveva fatto aveva iniziato a battersi contro, credo che fossero i sacchetti di plastica, tra l'altro, se non ricordo male. Allora, professor Marcomini, lei diceva prima che l'acqua è riutilizzabile, ma quando è inquinata è ancora riutilizzabile? Cioè, che effetto ha determinati inquinamenti? Io penso non solo ai PFAS, ma penso anche ad esempio al petrolio piuttosto che all'olio, che tante volte, no, uno frigge magari e scarica nel... Allora, con riferimento al pesce di Elio Armano, le conseguenze, diciamo, più nefaste dell'inquinamento dell'ambiente acquatico sono rappresentate dal bioaccumulo, cioè il trasferimento degli inquinanti inorganici, organici o materiali tipo microplastiche dall'acqua all'interno dell'organismo. Se poi questi organismi sono edibili, cioè si possono mangiare, è chiaro che questo raggiunge anche l'uomo e di conseguenza quello che, diciamo, viene bioaccumulato viene poi da parte dell'uomo, si dice, biomagnificato, nel senso che noi accumuliamo più di quanto non accumulino i pesci o gli animali di cui ci alimentiamo. Quindi questo problema del bioaccumulo, appunto, è dal punto di vista della salute il problema, diciamo, più grave legato all'inquinamento. Qui dobbiamo dire comunque che a partire dal 2000, che è l'anno in cui a livello europeo è stata approvata la direttiva quadro sulle acque, diciamo che le acque nel loro complesso, quindi acque dolci, acque marine, acque costiere, acque sotterranee, eccetera,
sono oggigiorno molto più controllate, molto più salvaguardate da un punto di vista, abbiamo molte più informazioni e oggigiorno veramente potremmo dire, con riferimento a un territorio piccolo o grande che sia, dimmi qual è la qualità della tua acqua e ti dico chi sei. Ok? Quindi l'acqua, diciamo, come elemento proprio identitario di un territorio, quindi se l'acqua, diciamo, è di buona qualità, se le acque superficiali, come dice la direttiva, si trovano in un buono stato ecologico, è chiaro che le popolazioni che generano, che insistono su quell'acqua, sono delle popolazioni capaci di prevenire l'inquinamento e tutte le conseguenze che ne derivano. Quindi è importante, torno a dire, come si diceva all'inizio, che in giornate come queste si faccia una sana cultura a favore, diciamo, dell'uso ottimale di questa risorsa, e quindi anche un po' di educazione ambientale, ma soprattutto si entri nel merito dei problemi che stiamo discutendo stasera. Certo, certo. Possiamo vedere quanta acqua ci vuole per fare un caffè? Quanta acqua sì, ecco qua c'è il titolo, no? Il titolo: servono 140 litri d'acqua per un caffè. Abbiamo preparato una grafica dove abbiamo sintetizzato un pochino quello che è l'utilizzo dell'acqua, diciamo, in ambito industriale, cioè quanta acqua si consuma, ad esempio, per produrre un'auto, oppure magari per produrre una bottiglietta d'acqua. Allora, vediamo se mettiamo tutto schermo, magari riusciamo a leggere meglio. Allora, un'auto servono 150.000 litri d'acqua, 15.000 per produrre un chilo di carne bovina. Ecco, questo è interessante: 4 litri d'acqua per produrre una bottiglietta di plastica, che poi conterrà dell'acqua probabilmente, 5.000 litri per un chilo di formaggio, 1.000 litri per un litro di latte, 15 litri per un litro di birra, 500 litri per un chilo di plastica. Ecco, chiaramente quando mettiamo 1.000 litri per un litro di latte piuttosto che 5.000 litri per un chilo di formaggio, Betto, gli animali da allevamento bevono? Certo che bevono, una vacca in lattazione beve dai 150 ai 180 litri. E un allevamento di bovini da carne aggiriamo intorno ai 100-120 giornalieri, parlo, quindi la statistica, dai, i 1.000 litri dipende in quanto tempo. Vediamo se li danno la grafica, eccoli qua. Se una mucca fa 30 kg di latte in un giorno, insomma, quello che dico del consumo giornaliero, io sono più che certo dei numeri che sto dando, ma indifferentemente da questo consumo di acque, io credo che veramente dobbiamo cambiare passo dal punto di vista educativo e culturale delle nuove generazioni e cercare di trasmettere alle vecchie che l'utilizzo dell'acqua è veramente una cosa indispensabile per la vita. L'inquinamento è un altro tema importantissimo, le plastiche, le microplastiche, come per voi soprattutto, no? Ma certo, ma lo vediamo con tutti gli occhi. Quando viene una bomba d'acqua, che un canale si riempie, poi passiamo il giorno dopo che l'acqua è ritornata a livello, cosa vediamo negli alberi che le costeggiano? È un macello, e quello lì, pensiamo, va al mare alla fine. Certo. E i pesci, come diceva il professore, ce li mangiamo. Infatti oggi è meglio che mangiamo le scardolette, no? Quelle che pigliavamo nei canaletti da bambini, no? Io andavo a fare il bagno in quei canaletti una volta, ma oggi c'è un livello di inquinamento che è impossibile. Poi per quanto riguarda le politiche, visto che io faccio politica sindacale e difendo una categoria economica, credo che negli ultimi 30 anni abbiamo investito, tutti hanno voluto investire nell'industria, nell'edilizia, nella costruzione di capannoni, e ci siamo dimenticati che l'agricoltura probabilmente poteva dare tanto con pochi investimenti. Oggi l'industria, se decide, perché c'è la pressione fiscale, di dislocare la propria attività, ma io credo che la terra non la si possa muovere da questa Italia. Il problema dell'acqua, poi noi siamo nella pianura padana, la più bella area che c'è in Italia, perché per 2/3 l'Italia è montuosa, quindi salvaguardare il territorio, creare un turismo, creare un qualcosa di alternativo a quello che erano le scelte politiche dell'industrializzazione. Invece io mi meraviglio che in Italia non abbiamo investito niente nella ricerca, cioè nella famiglia, nel capitale umano. Questi sono i problemi che oggi stiamo pagando lo scotto grave delle scelte che hanno voluto fare le nostre politiche.
Se posso però aggiungere, quindi allora è corretta quella tabella, però a quella tabella dovremo anche aggiungere il dato di riciclo e riuso dell'acqua, perché ok, per un'auto 150.000 litri, corretto, però dobbiamo chiederci, l'industria dell'auto quanto recupera e poi quindi quanto ricicla di quei litri, di quell'acqua, perché altrimenti se non abbiamo anche questo dato, il dato è fuorviante, il dato è fuorviante, quindi ecco. Questa è una precisazione. Se posso che aggiungere due cose. Una, questo è senz'altro da tenere in considerazione, ma rispetto a dimenticarsi l'agricoltura, forse in questo paese si è dimenticato anche della pesca, insomma, perché per tornare un attimo al tema della plastica, ci tengo a sottolinearlo, ci sono voluti anni e anni di indagine scientifica, di approfondimento, di ricerca, di studi sulla quantità di plastiche presenti, no, nel nostro ecosistema, partendo da quello che è in mare a quello che poi si deposita sulle spiagge, sulle coste, e a capirne l'origine. E oggi abbiamo una marea di dati a disposizione in continuo aumento, e per fortuna anche grazie alla citizen science, cioè grazie ai cittadini che si attivano, agli studenti e ai ragazzi che si attivano per raccogliere dati e restituirceli, che ci raccontano di un mare oggi che è in condizioni precarie appunto dal punto di vista della presenza di plastica, ma che ci raccontano anche le difficoltà di un mondo che è quello della pesca, che quando va a pescare, quando riporta le reti, quando raccoglie e torna a terra, ritorna con spazzatura. E questo è un dato di fatto che questo paese non ha affrontato negli anni, e oggi ci troviamo con quantità di spazzatura che ritornano maggiori anche a quelli del pesce, con la difficoltà che questa spazzatura il pescatore, la politica non ha saputo rispondergli dove lo può conferire, quindi non può conferire quel rifiuto a terra se non pagando come produttore di rifiuti, e non potrebbe neanche trascinarlo fino a terra, perché se lo prendessero in mare potrebbe essere accusato di traffico di rifiuti. Questo ad oggi è la situazione dei pescatori, e siamo in attesa di una legge che sblocchi, diciamo. Nel frattempo cosa può fare un pescatore? Nessuno ci risponde. Cosa può fare? Magari nei casi peggiori può anche andare a depositare quei rifiuti nei luoghi più pregiati del nostro ecosistema. Penso alle tenue di Chioggia, ad esempio, per parlare del nostro Adriatico, solo per fare un esempio, non per criminalizzare quel territorio, dove purtroppo il rifiuto pensa a un pescatore di portarlo dove non andrà a pescare, dove non se lo troverà domani, no? Quindi questa è l'idea, e nessuno ha saputo rispondere a questo. Io trovo sia molto grave. Ad oggi siamo in attesa di una legge che a gran forza Legambiente, ad esempio, sta chiedendo, che è quella del fishing for litter, così in inglese definito, no? Nel pescare la plastica, ed essere compensati per questo, perché ci darebbero una mano i pescatori in questo senso a risolvere un problema, e ancora non legiferiamo. Allora, l'esempio per dire agricoltori e pescatori, o forse un po' di disattenzione da parte di chi ha abbandonato il tema, non ha affrontato i temi ambientali, i temi, diciamo, di inquinamento che è avanzato, non ha saputo dare risposte, e ha lasciato oggi gli agricoltori e pescatori nel nulla, nella baraonda, con percorsi, per fortuna, con tanta innovazione, con tanto spinta dal basso, perché esistono progetti di questo genere. Legambiente ne fa uno in Toscana con Unicoop Firenze, con i pescatori toscani, per raccogliere rifiuti e compensare, grazie a Coop, questi pescatori. Ci sono altri tentativi anche dei nostri sindaci qui, da San Michele al Tagliamento a Chioggia, che è il primo comune in Veneto a aver fatto una delibera plastic free, quindi il primo comune, dopo forse questa esperienza degli anni 80, insomma, finalmente un comune ha deciso di dire: mettiamo al bando le plastiche e non mettiamo nelle condizioni i nostri cittadini e i nostri turisti, perché Chioggia sappiamo tutti che è una città turistica importante, di non essere stimolati alla produzione di rifiuti. Sono piccoli passaggi anche questi, ma sono passaggi che servono andare nella direzione giusta. Serve la responsabilità politica, assolutamente. Non sono piccoli passaggi, sono invece passaggi molto molto importanti, perché ricordiamo che l'Italia comunque ha più di 7.000 km di coste, e quindi i pescatori che si trovano in quella condizione, cioè di pescare plastiche e comunque materiali di rifiuti, cosa fanno? Per poi non avere il problema, quando si avvicinano alla costa scaricano il rifiuto, e poi il rifiuto ovviamente viene portato, dopodiché arriva il turista dalla Svezia, che dopo tanti chilometri si affaccia su una bellissima spiaggia, apre gli occhi e vede, diciamo,
questo materiale che ovviamente lo lascia, diciamo, esterrefatto per l'incuria che purtroppo, diciamo, del nostro paese, certo, ma che non ha una risposta, come diceva, ma legato proprio alla mancanza di di incentivi, alla mancanza di una politica, alla mancanza di provvedimenti che vadano ovviamente a incoraggiare comportamenti virtuosi. Se posso aggiungere, ad esempio, nessuno sa che esiste il vuoto a rendere, anche se è desueto, il vuoto a rendere sembra che uno non si possa più fare in questo paese, ma c'è sempre stato per il vetro, si può, ma non si poteva, ma c'è per la plastica. Penso che non sia noto ai più, ma dal 2017 il governo precedente decise di inserire questa possibilità, ma non come obbligo, ma così a richiesta di chi lo volesse, diciamo, esercizio commerciale che volesse provare a mettere in campo questi strumenti. Ecco, non è sufficiente, no? Non possiamo lasciare la libera interpretazione del cittadino se è vantaggioso o non è vantaggioso, bisogna come funziona questo? Beh, si può fare un modello di vuoto a rendere, quindi quella plastica viene cauzionata, cioè si lascia quindi è un'azienda che deve produrre una plastica che possa essere poi restituita. Ci deve essere diciamo, ad esempio un supermercato che decide di riprendere la plastica e poi conferirla a lui direttamente, diciamo, lo smaltimento come a riciclo, perché poi questo è uno dei grandi temi. Poi ci sono molta plastica è dispersa altre iniziative sicuramente. Ci sono i consorzi certamente, sì. Poi ci sono altri paesi dove è possibile conferire la bottiglia di plastica e essere ricompensati oppure ricaricare ad esempio l'abbonamento dell'autobus. C'è anche già in Italia con alcuni sistemi di incentivazione in questo tipo, che sono sicuramente molto utili, però servono anche su grande scala, perché sennò torniamo sempre al singolo ruolo, no? Che si diceva prima, non è il singolo cittadino soltanto, sembra che parliamo solo con le scelte dell'individuo finale, invece c'è un modello che deve aiutarci, no? Oppure introducendo le bioplastiche, l'altro tema, anche quello. Tema importante. Le bioplastiche sono una risposta, professore? Possono esserlo, però ovviamente anche quando si parla di bioplastiche bisogna entrare nel merito, cioè non basta dire bio, perché sono prodotte nella maggioranza dei casi come biologico per l'agricoltura, insomma, che sicuramente va bene, anzi è una risposta importante all'agricoltura, alla spinta di biologico sta rispondendo molto bene, e anche lì ad esempio sul biologico noi che facciamo un'indagine che è il dossier pesticidi, non ci sono, diciamo, multiresidui chimici nei prodotti che analizziamo, mentre ci sono sotto i limiti ovviamente di legge, perché nel nostro rapporto l'1% diciamo, dei monitoraggi fatti ha una percentuale superiore, ma ovviamente ce ne sono invece purtroppo multiresiduo, quindi sotto i limiti di legge ma di tante tipologie diverse, mentre nel biologico questo non emerge. Poi sappiamo che il biologico non è la risposta complessiva, diciamo, totale alla conversione all'agricoltura, ma è un grande passo in avanti anche quello. Comunque c'è una richiesta di mercato importante comunque del prodotto biologico, ma per riprendere io ho lavorato molto sulle pacciamature biodegradabili, no? Perché quando parliamo assieme a un ente che raccoglie i rifiuti, a ETRA per dirti, sono passaggi che sono fattibili, si possono fare, ci sono dei teli che si decompongono nel terreno e sono sufficienti a fare quel percorso di coltivazione, e quindi vuol dire che però sempre grazie alla ricerca, quello che dicevo prima. Quando parliamo di biologico, no? Io ho amici che fanno biologico anche in viticoltura da 30 anni perché i loro genitori sono morti con i trattamenti. Vedi anche il mio caso, io ho perso mio padre a 20 anni, usava i trattamenti diserbanti e voglio dire, so di cosa stiamo parlando. Per dire cosa? Che autorizzata in agricoltura biologica sulla viticoltura, i metalli pesanti tipo il rame, se noi andiamo a analizzare quel terreno troviamo il quadruplo di un terreno normale infestato da metalli pesanti, e invece con la ricerca che oggi con la cisgenetica, con il genoma editing, con questo tipo di ricerche si possono selezionare dei portainnesti e delle barbatelle che probabilmente con un trattamento all'anno si potrebbero difendere da oidio, peronospora, mosca bianca e quant'altro. Voglio dire, le cose si possono raggiungere, basta solo volerle fare e avere il coraggio di mettersi in campo partendo da un punto che sia la partenza. Assolutamente Professore. vero, certo. Concordo in pieno ovviamente sul ruolo che in tutte queste problematiche può avere la ricerca,
e soprattutto poi l'implementazione della ricerca, cioè l'innovazione che discende dalla ricerca, e il fatto che tutti questi argomenti vadano inquadrati in quello che oggi chiamiamo economia circolare. Quindi questo concetto di economia circolare deve riguardare tutti i materiali, ovviamente, quindi anche quelli di largo consumo, le plastiche, quelli nell'agricoltura e quant'altro, però ovviamente questo richiede, come ci ricordava prima Lazzaro, un sostegno da un punto di vista normativo innanzitutto, e poi, torna a dire, delle leve economiche che incentivano l'utilizzo di questi materiali biocompatibili e quant'altro rispetto a materiali invece che per loro natura sono altamente persistenti e quant'altro. Quindi questo concetto di eco-bonus, eco-malus, non applicarlo solo alle auto ma anche ad altre tipologie di prodotti. Certo. È realistico il paragone, è interessante perché a conti fatti, diciamo, una pacciamatura di plastica, di nylon, di PVC, poi c'è anche il costo dello smaltimento, certo. E quindi se quella biodegradabile ha un valore economico di un 5-10% in più, ma alla fine risparmi, ecco l'economia circolare come viene fuori. Certo. Comunque le cose si fanno sempre se c'è la voglia di farle. Ma prima o poi questa voglia dovrà arrivare. Sì, ma anche la consapevolezza e l'educazione, perché se non parte dell'educazione francamente non facciamo niente. No. Avevamo 2 richieste dei telespettatori. Sì, vediamo se la regia riesce a riproporci 2 messaggi che sono arrivati prima. Vediamo, un attimo solo che stanno arrivando, vediamo, allora, tanto che si parlava. Eccolo qua, questo. Perché non fanno piovere? Sono 50 anni che l'Italia ha i brevetti per far piovere, anche i brevetti per allontanare la pioggia, che è quello che stanno facendo anche oggi, per esempio. Hanno lavorato tanto per erorarlo dal cielo con bario, alluminio e altre sostanze igroscopiche. Professore, sorride, è così? Sorride un pochino perché, voglio dire, da un lato ovviamente favoriamo la coagulazione del vapore acqueo in atmosfera, quindi favoriamo la formazione delle gocce e quindi poi, per gravità, la precipitazione. Tuttavia quelle sostanze poi ce le ritroviamo nelle acque, quindi bario piuttosto che alluminio. Quindi comunque ci sarebbe, ci sono delle tecnologie che permettono. Sì, in Cina, sapete che il nord della Cina ha delle zone molto estese, semidesertiche, voglio dire, i cinesi usavano chioduro d'argento, altre sostanze, quindi aerei, quantità massicce di queste sostanze che appunto favoriscono e quindi poi le precipitazioni. Quindi questa è una tecnica di cui però non mi pare che sia la più sostenibile, nel senso che risolve un problema ma ne crea un altro. Allora dal punto di vista della sostenibilità, a parte problemi di costi eccetera, vediamo anche l'altro messaggio. Abbiamo un altro. Vorrei sentire un vostro parere sui distributori acqua silicati in vari paesi. Da quale acqua vengono approvvigionati? Grazie. Maria Pia Redolfi. C'è qualcuno che sa riuscire? Acqua silicati non mi dice tanto. No. Mi sono un errore non riusciamo a rispondere. Forse sono quelle casette lì in cui si poteva andare a prendere l'acqua, che le vendeva Felicetto Maniero, mi sembra, dopo che l'hanno rilasciato, quindi secondo me è acqua. No, ma lo dico perché le casette sono le casette eccolo dell'acqua. Qua, lo stanno facendo dietro, lo stanno facendo vedere. Le casette dell'acqua sono queste, sono rifornite dall'acqua pubblica, poi c'è la gestione dell'impianto da parte del gestore che ha quell'impianto di gestione, quindi dovrà garantire manutenzione, pulizia di filtri, evidentemente, quindi dipende poi da chi lo gestisce. È un accordo che avviene tra privati e il comune, distributore, dove vengono installati questi impianti, e quindi si ritiene che sia acqua sicura, certamente. Se viene ben gestita da chi ha in concessione l'impianto, perché poi ci sono filtri da cambiare. Io ho visto che ci sono dei paesi che la danno gratuitamente, cioè vanno lì con la bottiglia e quindi l'onere se lo assume il comune per dare un servizio ai cittadini.
direi che è onorevole questo, se è fatto bene ovviamente, come tutte le cose. Certo, bene, ci fermiamo qui, allora ringraziamo. Settimana prossima. La prossima settimana abbiamo alcune problematiche che sono l'alternativa alla TAV. Cosa vuol dire? Stiamo pensando di fare questo buco che forse funzionerà tra 20 o 30 anni e il rimborso, il recupero del denaro forse arriverà tra 50 anni, però abbiamo 3 porti importanti in Italia dove i cinesi vogliono andarci a mettere le mani e non spendiamo soldi per un porto a Venezia che è abbastanza complesso, un porto a Trieste che ha anche lui le sue complessità, ma si può fare ambedue, e poi il porto di Genova. Allora direi che questi porti rendono immediatamente, mentre la TAV probabilmente ha tempi più lunghi e metodi più complicati. Poi parleremo della scienza del sonno. Allora, cosa vuol dire la scienza del sonno? Vuol dire che quando dormiamo, anche lì abbiamo il cervello che si rigenera, perché ha bisogno naturalmente di staccare la parte razionale dalla parte irrazionale, perché la parte, quelle che noi consideriamo così dispregiativamente irrazionale, invece è la parte più importante del nostro organismo, perché non c'è niente che funzioni se la parte irrazionale non funziona. Ecco, questi sono 2 argomenti. Poi, siccome c'è la Banca Europea, scusate, il Tribunale Europeo ha emesso una sentenza in merito a divieto che è stato imposto al governo Renzi di non aiutare alcune banche, sono fallite con tutti i danni conseguenti del caso, e quindi i cittadini che perdono il denaro, che perdono il valore azionario che hanno investito in queste banche. Sembra che sia stato un errore dell'Europa. Allora parleremo anche di questo, perché magari riusciamo anche a spiegare ai cittadini che prima o dopo potrebbero anche essere rimborsati. Sì, bisognerebbe capire chi paga appunto per questa scelta che è stata. Pagherebbe l'Europa, l'Europa diciamo che soldi ne ha, se non li butta via come al solito, e abbiamo avuto contezza di quanto butta via l'Europa, per esempio in Sicilia, quando finanzia investimenti fasulli per importi superiori ai 4 miliardi. E sono truffe che poi vengono reinvestite nella droga e il ciclo continua. Di conseguenza bisogna fare l'Europa, bisogna farlo un po' meglio. Certo, bene, ci fermiamo qui allora ringrazio il professor Antonio Marcomini per essere stato qua con noi, grazie a Luigi Lazzaro, anche a lei, Presidente di Legambiente, grazie a Roberto, l'ora è tarda, Roberto Betto, Presidente di Confindustria, Confagricoltura, di CIA Agricoltori, Confederazione Italiana Agricoltori di Padova. Alla fine ce l'ho fatta, scusate, ma l'ora è tarda e quindi anche qualche papera ci sta. Grazie ancora a tutti quanti voi per essere stati con noi, grazie Ermanno, grazie ai tecnici in regia, Marco e Claudio, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito. Allora, venerdì prossimo, qualche minuto dopo le 21, TV7 Match, noi vi aspettiamo e siamo qua. Buonanotte a tutti.